Ateneo veneziano. La porta dove adesso sentai, nonna Nena si andò a lavorare al cucina e no, non amo intento a riparare la neve da me. Signore e signori, stasera vi presenteremo solo un po' di scene della commedia che siamo di pareggiare, che si intitola 12 maggio 1797, Napoleone a Venezia. Un titolo che spiega subito le cose che siamo di parlare. Libri di storia. Noi spiega cosa che è successo realmente a Venezia, in quel che per noi altri è un triste giorno. Il professor Giampaolo ha ora pensato di andare a cercare negli archivi e quel che ha scoperto lo ha scritto in questo libretto, da parte di San Marco. L'amico Umberto Jacobi, dopo averlo letto, ha pensato che una commedia su questo argomento e aveva potuto contribuire a diffondere queste notizie. E ha scritto a ora questa commedia immaginandosi come aveva potuto aver i suoi schiavimenti, una famiglia del popolo veneziano. I personaggi della commedia sono frutto della fantasia di Umberto, ma infatti se è veramente successo e le persone nominate nella commedia proprio esiste. La commedia scommessa con il nome. Cara mia nonna Nena, ciò adesso non pararia, ma tutti gli giovani ti avevi di argomenti che poteva interessare a un giovane esuberante come di me. Adesso non pararia, ma cattiva giovane ti avevi di argomenti da interessare a un giovane ingenuo come me. Nonna, non avrei mai pensato di arrivare a vivere i giorni così brutti. Se è vero, se è vero. Io non capisco però come mai Venezia lascia questi francesi lasciano tranquillamente le sotto territorio e chi qualsiasi che fossi gira a vedere è il tempo che fa se sono cattivo. Colpa di questi traditori dei giacobini veneziani. Ci fossero in tanti, in verità, ma sti magnassi si trovano nei posti fondamentali dell'amministrazione della Repubblica e può fare il bello e il brutto tempo. Il Senato non aveva decretato di chiamare a raccolta truppe e artiglieria in difesa della neutralità. I traditori dei Giacobini hanno fatto sì che a consulta facesse opposizione, ma favorì i francesi. Se avessi ancora le mie gambe e i miei bracci buoni, resto ciò alla grande, ma... Quando voi altro che le gambe e i bracci buoni. I francesi della firma, dice Dio, compare, diventare, provare, man bassa. Tutti i cesi si salva neanche il cielo, ma non lo salva. Sì, una bella faccia tosta. Suo comandante, se chiama cosa? Aspetta, cosa punta di lingua. Se chiama... Napoletano. Ma no, sì, non... Altaon. Sì, Avechino, Brighea. No, aspetta. Se chiama Napoleone, si chiama Napoleone. Insomma, Nano, io che se tanto domani che ne arriva un altro adesso qua, non se ne porta più nessuno. Sì, ti ha ragione. Dice tutti banditi. Dicevo, chi ha il coraggio di mandare un maresciallo qua, a Venezia, a protestare, dice ora, contro le sue invasioni popolari antifrancesi. E te le occupare. Pensa, pena dichiarazione di guerra e pretende disarmo del popolo. L'arresto e anche la consegna dei responsabili dei moti popolari. Ma quando mai il popolo deve stare armato?
Siete bravi a tirare a portare né a far sola. Nonna, a monte di me. Di che ti sa tutto del religione, di che ti sei culo e mudanda col piovano. Se uno ti dà un schiaffo, cosa succede? Ti porge l'altra guancia. Bene. E se gli schiaffi continua? Il Vangelo si ferma al secondo e dopo arrivano altri. Ma questi, altro che schiaffi, i coppa, i violenta e il roba tutto quello che il pol. Peso di Attila. E gente, era pur che si difenda, no? No. Ma sarà poi vero che Dio fa tutte queste cattiverie? È possibile che faccia tutte queste cattiverie? Non si pararia, e non solo qua danno altri, ma in giro dappertutto. E dice che porta la libertà. E sei bravi a far credere alla gente che porta la libertà, e invece i coppa, i roba, i violenta, altro che libertà! Dico solo espande l'influenza francese, altro che libertà. Ma a proposito di libertà, ti ti senti libero di stare tutto il giorno qua davanti a sta rete? Sei tutto il giorno che devi menarti con sta rete, non c'è fa che sia ora di finirla. Ho già fatto 3 ciappini. Tanto questa stamattina si finia e questa se n'altra. E poi, guarda che infuria ben, ma mica rimassa. Le rete che devono essere ben cucite, i gruppi ben stretti, se non ti vuoi che il pesce scampa. Ti ha sempre ragione qui. Si capisce? Poi a lavorare, saltami Non addosso. credo neanche vero. Che sei qualche dun? No, dico, guarda, che sei qualche dun che ne corre Dio. Figuremo se qualche dunque se corre in Dio, non avrebbe certo bisogno di cuore. Allora, guardato. Ti bastaria che camminassi Ah, bene. A proposito, sì che sei proprio guarda che prima arrivare. Dice di arrivare. Sulla mare, il fare. Qua mia nipote Lucia, che veniva dal suo paese di montagna, che racconterà adesso anche per te. Maria, Lucia, sembra più bella di vedere qua, dai che vado a tornare. Maria, questa è da ripetere, mi pare che mi ho fatta male. Lucia, come mai che sei venuta qua? Stavamo parlando del tuo? È successo qualcosa? Praticamente al paese dove chiarita si è incontrato due francesi. I due francesi stramaredetti che ha fatto del vero, del dono, del cattivo tempo e quindi dice Lucia che adesso mi incontrato bene. Viaggerà a tranquilla a casa con sua mamma, mia sorella Catarina, e suo papà appunto il Moscaiolo e nel paese. E adesso le conterà cosa che dice. Vai. 6 giorni fa, come al solito, e a mattina presto, portavo la vacca verso il passo. E ciò? Insieme a Sandra, la nostra vicina di casa. Ecco. Anche lei ha perso vacca. Quando incrosemo dos soldati francesi, soldati cerca le rogne, tornevo subito via. Mi sto da fare. Io ricomincio a sigarne Dio qualcosa in francese e farne dei segni, e fermarsi a aspettarli. Noi altri cominciamo a correre. A correre di Dio. Diremo Bibbia, si dividemo lì da una parte e Sandra dall'altra. Lì si divide anche ai oli. Lì noi la vacca e mi metto a correre più forte che potevo. E io sempre Dio. L'ho corso, finché avevo che il colpo. A un certo punto non che facevo più, ma dovevo fermarmi col cuore in gola e i polmoni che mi sciupavano. Il francese si è fermato, anche io senza fiamme. Siamo restati non so per quanto tempo fermi, piegando, coi mani posati sui ginocchi, cercando di ricevere un poco del fiato e guardandose nei vai degli occhi, senza perdersene visto un momento. Intanto pensavo, come potevo salvare? Oramai già ero arrivata molto vicino al bosco e a dentro, con un poco di vantaggio, già ero salva. Non me ne avevo mai ciapà, ma come fa? Buonetta! Intanto, pian pianino, mi stavo tornando un poco del fiato. Manca io! E intanto me guardava con due occhi da pesce strappo e con un sorriso come dire, aspetta che mi torna un poco del fiato, dopo ti mediti.
quel sorriso da Erete e si grattino sui bracci. Dopo, comico il fatto è su. Più quel braccio, correva più forte. E non le gaccia fa più. L'ho persa vacca, ma cosa all'anno E là che dovevi andare? Sei un genio. Sempre lì. Ma per dirvi che una delle poche robe che scrive i libri di storia è quella della nave francese che vuole entrare nel porto di Venezia e che viene respinta dal comandante Pizzamano. Anche la commedia ricorda questo episodio. Anzi, la ricorda il cannoniere che rasparava il porto. Buongiorno a tutti. Si può raccontarvi cosa gli è successo al fondo. E cosa è successo? Le allarmi, perché c'era una nave francese che navigava vicino alla laguna. Sono l'allarme, in tutti i secondi sopra fianco il cannone e il comandante Pizzamano scrive al manco il cannone. Guardi, c'era così. Marco, prepara il cannone che mi sa tanto che ancora avremo da divertirsi. Come siete qui? Ma stava solo da che fuori. Sempre va tanto, non sa ne fa. Comandante francese, dove credi tu di andare? E qua, senza permesso. Passa mica in Susa. Marco, adesso, oggi che veniva una cannonata, giusto davanti a prua abbiamo 90 metri. Non si capisce. Sa qual dia? Spara una prima cannonata. Bravo, Marco. Confermi il primo cannoniere di sto forte. 90 metri giusti, proprio davanti a prua. E adesso, comandante francese, cosa ti fa? Non ti capito che non c'è il caso che ti conosco. Ti levarti in cattivo di mangiare. Niente, fa sul pseudo militare, ma se ti vieni ancora avanti te ne tiro un'altra. Ah, ti ricambi il saluto, ma forse ti credi che non abbiamo coraggio di spararti a noi. Marco, stavolta ti gara a superarti. Poso che è cannonata che gli va sempre davanti a prua. Hanno più di 8-10 metri. Oh, che tiro. Ed era difficile. Cercare esattamente a distanza. Quasi impossibile. Quasi però. I miei uomini talmente eccitai da questa situazione che non devo esitare un istante. Ho calcolato tutti in pochi secondi. E che abbiamo sparato. No. Ragazzi, stasera doppia la sonda snappa. E a Baia che si arriva talmente in piscina che si arriva a istanze di acqua a bordo. Bravo. Adesso, sul francese cosa ti fa? Ah, amico, come si chiama sta nave? Liberatore d'Italia. E ora, cosa vengono a fare qua a Venezia? A liberare l'Italia, che qua siamo liberi da 1300 anni, senza che gli altri ne insegnano niente. Non ti do Dio, sei ancora convinto. Adesso, per i moniali insegnate qualcosa. No, e lo agita per aria, sposendosi fuori dai muri del forno. Improvvisamente a nave viene circondata da alcune barche piene di soldati che si porta sotto bordo. Gli uomini lanciano dei sime e si arrampica a bordo silando come i demoniai. Si scatena una vera e propria battaglia. Uno dei primi a cascare qui la morte si proprio comandante della Passa e impara. E ora, a questo punto, la nave vira di bordo e si dirige verso il mare. I nostri ora abbandona la nave battaglia, si chiamano Vittoria, viva Venezia, viva San Marco! Bravo, E bravo, Marco, bravo, bravo. E ora, il comandante Pizzamano si gira e va via senza dire una parola, e gli viva gli applausi di tutti i soldati che c'erano vicino. Bravo! Grazie.
Dopo, a sto punto sono arrivati i francesi e dopo che si è sparso a voce che i veneziani la dichiara guerra ai giacobini, passiamo al secondo atto. Signor Michel, signora Madonna, cosa che non abbiamo visto? Sono passati in mezzo ai coloni, Marco e Dollari, Maraglia. E sapevo cosa che c'era? Cosa che c'era? Che c'era un palco, e sopra il palco che c'era passi di cane, e botesei, di pego e bitume. O solo un palo. Solo il palo che c'era un cartello. Questo lo imparare a memoria. Vendetta nazionale, ferro, fuoco, sterminio. A tiranti cadano gli nemici. Sprucasi con loro il patibolo infame. E cosa vuol dire? Vuoi dire? Cosa? Perché dunque? Perché che vediamo? Da quel momento vedevo arrivare un carro, scortato da 2 compagnie del battaglione Vilma e seguiò da fucilieri e cacciatori della Guardia Nazionale. Stretto al carro che c'era un uomo, vestito con segni ducai e quel parrucca. Solo il petto che aveva un cartello con su scritto, questo lo imparò a memoria Marco. All'atroce nemico del popolo, all'infame cospiratore Niccolò Morosini IV, la patria inesorabile. Cosa che mi dice? L'ammiraglio Morosini IV. Non lo so, proprio vero. E ora? Cosa vuoi fare qua? L'orazione è stata tenuta in piazza dall'ufficiale della Guardia Nazionale Ricchi solo un palco ricoperto da un drappo rosso. Nel suo discorso rimarcava 3 delitti di felonia. Primo, per aver tentato i 3 giorni che precedeva il 12 di maggio esterminio dei giacobini. Ma quando? Secondo, per aver fomentato e organizzato la sommossa popolare nel stesso giorno. I sebaenghi. Terzo, per aver procurato la separazione dell'Istria e della Dalmazia. Dopo il discorso llega da fuoco al cattivo e va intorno a Roma. E i senari si sta sparsi al vento. Oh, ha detto! Ma l'ammiraglio Morosini IV. Ma non c'era in Dalmazia che il povero uomo. Sì, è come dai nani, i Savoni che ha fatto partire. E ora, se c'era in Dalmazia, come hai fatto a tapparlo? No, mica in volta del massa, era poco a rubare. No. E ora, se noi ce andai in Dalmazia, come hai fatto a tapparlo? Io che già fa. Ma come io che ho tappato? Io ho fatto io ho pazzesco tuo nonno. Mi ha appena detto che io ho blusa. Signor Michel, sì, i francesi che ne voltano in giro negli anni. Ecco. L'ammiraglio si è sicuro in Dalmazia. Guardate un segno ai veneziani e che cada fuoco a una statua di cera vestita con il segno dell'ammiraglio. Cosa? Una statua di cera? Ma cosa che hai fatto la guerra? Cera? Se non fosse così tragica la situazione, sarebbe proprio tutta da ridere. In mezzo a queste situazioni così tragiche, voglio portarne una che stavolta è definiata. Abbiamo incrociato un soldato che conosco e dice la sei arrestai a mattina del 13 di maggio e portai di fronte al tribunale speciale. Antonio Gravel e Giovanni Sabassi si chiama. E dopo a Ricchi. E dopo a Ricchi c'era stata fermata da una truppa di soldati italiani e sbattuto in prigione senza dirne ai e ne vai. Per fortuna adesso, dopo il processo, che ha riconosciuto che aveva fatto proprio niente. Però intanto si è fatto in prigione 3 mesi e mezzo da innocente. Cosa? 3 mesi e mezzo prima di fare un processo? Ma se continuiamo questa strada non andremo a finire. E chissà quanti innocenti che dinga era. Sì, signor Michel, che ha detto perché ne c'è proprio tanti sbattuti in prigione senza aver fatto proprio niente. A parte che quelli che hanno fatto i casi di Giacobini, gli dovrei dargli una medaglia. E John mi ha fatto bene. Sì, guarda che ammetata. Mi sono ancora in pensiero per quel tocco di formaggio lo chiederà tutto città.
Speriamo che non abbia conosciuto nessuno. Speriamo bene una Madonna. Intanto Tita si fa vedere da parte di San Staio. Grazie, salite. Sì, sì. Non si fa Bene un cammino. Aspetta, aspetta. Va bene un cammino. Va bene che Benedetta è angelo della tutta del sesto. Ma dentro col meglio cannoniere del forte di Sant'Andrea. Ah sì, anche se c'è da un vasetto di poveri fiori. Vado, non fa buso. Ma la strada può andare sul Noam. Meglio di cerca di notte. No, non si dice novità, sa. Sì, facciamo. E se invece sta femmina non si rende conto che siamo di entrare nel 1800. Secoli noi. Bisogna essere moderni degli anni, non siamo più nel 1700. Manco mal che uso in casa. E se mai Se l'avevo perso, perché ti sei così agitato? Ma cosa è successo? che sei in giro per Venezia, ho fatto vedere tanti soldati italiani ai cavalli di Capitan Castelli. Prima che li spesso sempre in piazza. Poi si dai, Fontana, San Sebastiano, Nove Lotto. La casa del vino e la seguiva a Provelli. Per ultimi che sono lì, in casa andare e non tenere di Ruggeri. Ma gli ho distrutto il formaggio. No, che è stata bottega. Il formaggio io ho scelto tutto. Però mi ha preso tutto anche lì. Ecco tutto il mondo. Mi sarà fare il polvere però. Va bene, subiemo. Non state preoccupare, che è quello che non stoppa, ingrassa. Intanto sei quello che non soffre che ingrassa intanto. Sempre a pesetta cada metterle. Ciao. Ah no, non sei. E ora? A Padova sono nei Carmini Ai che Carmini. hanno mangiato. Che fate via. E ora? Ieri tutto, bagni, spezzi, chiaro, tutto insomma. Che sta bene, tu si impara tra E Giacomo Foscarini, è sotto. Io che non si te passa educare, sacava via la veste senatoria e la calpestata. E si è messo addirittura una coccarda francese. Oddio, ieri tutto. Ma, dite chita. Ma senti che hai visto, tipo, perché tomare qua? Dice, saccheggiamo case, botteghe, dei morti, dei feriti. Signor nonno, non sono tornato neanche un preoccupo. Devo dire che sì, i casi anche, ma gente no. Forse che lo sconto una massa che si va via sull'altro. No. Beh, ben, l'ha fatto bene, l'ha fatto bene. Andiamo. A sto punto, Presidente Gondolier, che esprime col nonno il suo punto di vista riguardo quei magnassi che con scusa di libertà i fa quello che vuole, come il furto del pesce che Berti che aveva pescato stanotte per la famiglia. Su Isero mare. Che cacchio tabacchine! No, non vede neanche una seppiolina. Se riesce giù giunta da qua. Dovevo pescare il pugno e il meglio. Ma avevamo trovato un soldato francese. Ma che avevi venduto tutto ora? No, abbiamo trovato due soldati francesi. Che ne va qua dentro? E ha visto cose che gli servivano. E gli hanno mandato. Ma che aveva il permesso di andare a pesca. Permesso. Ma che permesso guardi? Praticamente neanche noi avevamo il permesso, non c'era assolutamente nessuna necessità di averlo, però io hai il pesce per legge bisogna come ne spiace, però fiori, così e come stiamo il pesce. Chi stava da dentro e ha visto e capo.
Llega guardare con una musana di disgusto come partito. Ma cosa sei sto schifo? Ma che tabacchine, chi ne ga sai? E no, poi metto in cucca. Sigando, viva la libertà. E questo mi ha fatto intavanare ancora di più. Ma con che coraggio va ancora in giro a parlare, a dire di libertà? Con tutto quello che ne ha fatto e tutto quello che c'è ancora da farne. Vi rendete conto? Chi viene a casa nostra da Paroni e dice che ne porta la libertà? Chi tratta i veneziani da schiavi e dice che ne porta la libertà? Chi distrugge tutto quello che mi può rubarne? E navi a colpi di manera, i leoni e i marmi a colpi di masse ferrae, e a Bucintoro col fuoco e dice chi ne porta libertà, i violenti le nostre donne e dice chi ne porta libertà, i fa morire di fame i veneziani e dice chi ne porta la libertà, i ne punta i canoni su stomaco. Ma come si fa a dire? Con i canoni su stomaco e a punta delle baionette. I Gavara dovesse dire e parlare di libertà a casa sua, ma quando chi viene a casa nostra, con i canoni e a punta delle baionette, scrive di tutto fuori a che libertà. Ma cosa credi? Che non avevamo occhi da vedere, ricci da sentire, cervello da pensare? Tu mi sentite che la ragione di spaese. No, caro, è semplicemente degli opportunisti che cerca di avere un poco di potere. Ma cosa c'eri prima che arrivassi i francesi? Non c'era proprio nessuno. Adesso, solo perché fa parte della municipalità provvisoria o di qualche altro organismo che si è inventato, chi crede di comandare loro a Venezia. Mi dà ancora capito che siete dei burattini in mano dei francesi e che quando che non gli servirà più, chi ci farà una bella pirata sul culo e in qualche altra parte del corpo e si impara ora. Bravo. Hai ragione. Pensa che per ringraziarsi i francesi mi fanno in giro ai gente con una coccata di ricolore sul cappello. Così non bisogna neanche più i veneziani che mi in giro col cappello. E poi sui campi ti tira su sti cavoli di alberi di libertà. Con scritto libertà, legalità e fraternità. Chi la caghe? Gioco che vuoi che vuoi? Sono nonno, io sono la libertà, il capo di zitto. Cosa? Albero della libertà, tu passi di casa nostra. Non potremo permetterglielo. No. Non potremo fargli passare con silenzio. Che l'albero lo buttiamo su. Che femo vedere gli altri. Che femo vedere gli altri chi che sia i fiori di San Marco. Viva Venezia! Viva San Marco! Queste robe. Però sottovoce. Si è appena demorto. E appena di morte, e appena di morte non si può dire, non si può sigare viva San Marco, ma non è mica proibito di cantarlo. E noi altri la cantiamo. Venite fuori tutti! Tutti fuori. Tutti insieme! No. Inno Di guerra San Marco dei Prodi, il nostro vessillo vogliamo sui mari, il nostro vessillo vogliamo sui mari. Cara Venezia, mia patria diretta, tu fosti regina
Ecco, quando che le robe difficili mi tocca sempre a me non capire sta qua, ma insomma. Bene, ovviamente questo era solo un pezzo della nostra commedia e vi domandiamo perdono per come che avevamo recitata. Che avevamo vai ore a casa amorosa e moglie e una volta a settimana si trovavano insieme. La prossima volta facciamo meglio, va? Tanto che siamo in corsa per ricevere il premio Oscar, non ho capito le cose, ma insomma. Comunque quello che volevo dirle, io che avevo capito tutti noi non avevamo accettato di aver perso la libertà. E il 1800 è stato il secolo delle dominazioni straniere, francesi e austriaci, come che fossimo un chilo di pomi, passava di qua e di là. Dopodiché con l'imbroglio e con la seconda volta che gli eserciti italiani invadevano il nostro territorio, siamo passati sotto un'altra dominazione per altri stranieri, tanto gli italiani quanto i francesi quanto gli austriaci. Noi siamo veneti e io con molto piacere dico qualcosa che non è mio ma che è di Rento, l'avvocato Rento Fogliata anche qua. Lui l'ha scritto ormai da quasi 400 anni, da quel giorno quando a Famagosta durante l'assedio, quando l'arcivescovo Aiazzone recitava la messa dello Spirito Santo in una piazza completamente, non cascava più niente e tutta la gente di Famagosta era là e alla fine della messa si è levato spontaneo un grido, quello stesso grido che noi altri se passiamo nei nostri cuori, generazione dopo generazione, e che dice per terra, per mare, San Marco! 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 Grazie a tutti! Che si fanno robe serie, Grazie a tutti!